Bonjour. J'ai mes petites affaires. Bonjour à tous. Comment va? Proprio bene. Alors aujourd'hui, on reste un petit peu dans les légendes de nos villages, hein, Diane, bien sûr. Bien sûr, mais tout d'abord, avant toute légende, D'accord, priorité. le jeu. On va jouer avec quoi? Alors avec une image, ou plutôt je tourne à pedra, guarda d'aiguille, chi è sa pedra guia, conoscete forse, conoscete un nome in francese, ma io ciò voglio di un nome in corto. Nemo parladoeri, guatematica di Celia. Donc, si vous connaissez le nom de cette pierre en langue corse, je ne donne même pas le nom français, così è un peu più difficile. 0800 000 900, bien sûr. A gagner aujourd'hui, eh bien, un magnifique ouvrage, Contes et légendes de Corse, du peuple corse. C'est signé Fabienne Maestrach aux éditions Albiane. Et c'est un livre donc où on a été puisé dans l'imaginaire des quatre coins de l'île et vous retrouvez les principales légendes insulaires. Ça va être pas mal, ça. Magnifique, voilà. Et puis bien sûr, notre bon d'achat pour vous rendre dans les supermarchés géants de Corse, et ceci dans toute la Corse. Allez, on accueille votre invité du jour qui connaît quelques légendes insulaires, j'ai l'impression. Bien sûr, qui est un professeur et un poète di l'Alta Rocca. Chiamo Francesco Lanfranchi. Venez, Francesco. Salute. Saluto a tutti. Bonjour. Bene, E voi? benissimo. Asseyez-vous plutôt là-bas, regardez. Qui? Votre place réservée, oui. So alti carreghi di voi, Ti visto come sono fatto io? Allora, saluto, ma Saluta. parla insieme di misteri che notiamo in nostra tradizione, d'uno in particolare. Ma prima, voglio bultare in un paese, posto che questa settimana ho provato a fare illustrazione delle nostre creanze, dunque sono andata in un paese di Utasso, in Udaro, et depuis le début de la semaine, on a un petit peu passé en revue certaines croyances. Et là, aujourd'hui, c'est André Cotti de Tasso qui nous raconte la légende di Amum. Andiamo subito in Udaro. Voglio raccontare una storia che mia nonna mi raccontava sempre, la storia da mamma. Ha detto c'era un'epoca giovane che aveva paura sempre, parlavi sempre da mamma. Allora c'era un'epoca giovane, diceva, allora, qual è che è coraggioso qui? Qual è che vuole andare a mettere una scommessa? A mandare a mettere un piotto a capito. Allora io so che io, vale, a me se tu vuoi sei coraggiosa, viaggia e metti sul piotto quando a capito non c'è l'arco. Allora viaggia, allora, se tu sei coraggiosa, viaggia. Allora e ne parte. E passando un poco poco. C'ho coraggio quando di notte. E i capelli si arrizzano, l'ho provato anche io a Caragondo. E quindi quando ha capito all'arco, tutta sfiattata, e spone a spiccere un piotto, ma quando spone un piotto, peso il capo, vede a mamma, si faccia parizzarsi, paf, se ne muore, è falata quando andò, e se ne è morta quando andò, e dopo, non viene più bene, volta. Oh, se andiamo a vedere la sacciuga non volta più, e noi a cercarla, a fare, viaggiano e a titrone quando e se ne è morta con il piede, cagora piccata un picchetto. Voilà, la storia da mamma. Ecco, on remercie encore les habitants de Tasso qui se sont tellement bien prêtés au jeu. C'est pas au jeu finalement, hein, toutes ces croyances, on en parlait hors antenne. Finalement, cette histoire-là existe un petit peu partout dans le monde aussi. Sta beu radio morte, ma potremmo ancora avvicinarla. È un personaggio, un personaggio, una compagnia di morti, secondo loro, che a Mumma, ma io si vedo nemmeno un affare che ho conosciuto, perché sentese anche quando la parla. Questa donna che dice, mamma mi diceva, ciò che vuol dire che non era già più in uso tempo, era qualcosa che le ha raccontato come un sapere antico. Allora noi di noi sentiamo, tanto ci dicevano in noi una razza da mostro che se non erano mica bravi, si chiamava un mogo, questa razza di sillabizzazione con un m, forse qualcosa che una bestia gattia che può arrivare a mangiare. E per un detto sa vola guidi di azienda che pianta un piottolo nella tomba e che quando la tira è spaventata perché si è presa a goda e ha l'impressione che qualcosa ritieni. Esiste noi in America, ciò che diciamo in America del Nord, esiste sotto la forma dita di leggenda urbaine.
già vista in un'emissione, in un po' di leggende urbane americane, c'è stessa una donna che passa commessa, coda in una tomba, si sciacca un coltello in una tomba, si pida la sua coda, tira e muore spaventata, credendo che un morto a si tiene. Dunque c'è una spargiera larga quantunque di un immaginario. Oggi insieme va parlare d'un affare assez précise. Dans le projet de film de Domenico Tognotti que vous connaissez, qui s'intitulait Amoum aussi, eh bien l'un des personnages principaux était le Mazzero. Et je vous propose un petit peu de redécouvrir ce Mazzero aujourd'hui ensemble. Mais pour ceci, plantons le décor. Ci vuole un fuoco di Baese. Quantunque, c'è un petit feu comme ça qui court dans nos écrans, ça serait agréable. Voilà, je tenais à ce feu pour en parler. Donc, un Mazzero, nema parla insieme, un Mazzero è una bulta aradica, linguistica. Chi sarebbe il nome di questa parola? Probabilmente, perché quando si va in una strada di etimologia c'è sempre affermato in un condizionale. Si può vedere un fatto da ammazzare, di tombare. E si può vedere di giuarsi di una mazza, dunque sarebbe la massù, e tanto arriva ai tempi, non solo ai tempi dinanzi all'arma a fuoco, ma anche dinanzi ai tempi della metallurgia. Potrebbe essere una mazza di legno, come voi vedete in queste caricature d'uomini dell'antistoria, quasi mazza così che minano. Dunque sarebbe può essere un'occasione di uno dei formigacci più antichi che si è esistito. Non si sa. Doit essere due possibilità qui l'étymologie. Justement, on va revenir un petit peu plus que sur l'étymologie. L'étymologie parle beaucoup, mais la fonction du Mazzero, la maraminta, posto che voi siete professori a midi di spesso, tanto di idee non conoscono più ciò che era un Mazzero. No, allora, per venire di non entrare l'etimologia a parola, di me, anche se la parola Mazzero è conosciuta, è sempre detto colpitore. So poche mica la gente di un luogo dove ci aveva detto Mazzeri. E c'è a cacciatore di noi in certi paesi? In certi luoghi c'è anche come pari lancieri o qualche parola così. Un Mazzeri è qui dove quando lo faccio un sogno, si vede un animale che lo ha cacciato e al momento che lo tomba, si vede che è a faccia di un paesano che sa fa, che la persona muore poco tempo dopo, allora certi luoghi è una settimana, certi luoghi è un'annata che curi. Qui di noi, secondo i paesi, ci possono essere cambiamenti nel tempo, ma c'è sempre la morte della persona che è stata chiamata, dunque un cacciatore d'anime, diciamo. È interessante il fatto che l'anima dunque, di un paesano che da amore, che da cascamala da poco, sia trasmessa in l'animale, dell'anima in l'animale. Allora questo è un affare che per caso mio è un teso per n'importe quel animale. Voilà. Qui è principalmente un signare, ma è vero che l'anima persi o forza di persone in pericolo di morte, parecchi volte sono gli animali. Da me si dice, è un tesa di io, questa, che quando una persona scontrae un animale, mettiamo un toro in un luogo mica previsto di notte, un luogo mica ordinario, si pensava che era un'anima in perdizione e gli si domandava tre questioni. Gli dicevano che anima sei e che domandi da parte del paradiso. Se non rispondeva mica, chi domandi da parte del purgatorio, e se non rispondeva mica di no, chi domandi da parte dell'inferno. E tanto l'anima parlaia, e a me la storia che mi racconta che l'animale ha detto so cutari, e ti ha giovrita i piedi, e tanto qualche giorno dopo la persona è andata a comprare un bello paio di scarpe e l'ha data a un disgraziato. E dopo non si è più manifestata. O se di no, quando è a notte entra un animale in una casa, non si tomba mica di me. Si laga a porta a parte che l'uscisse, non si tomba mica che c'è un pericolo, che lo ci sia qualche sia, o l'anima di qualche sia, dentro a questi animali qui. Queste sono cose che ha aggiunto, ma non erano i già più attivi che ha aggiunto di contare, perché penso di no che c'è questo aspetto qui. I cose sono stati conti, i cose li abbiamo imparati da studianti, da professori per cercare certe cose, ma in un paese, in due zonate, quando già io campato da Zitedo, erano cose che noi sentiamo di, ma che erano già più presenti nella vita sociale, anche pour la génération. Même aujourd'hui. Nous avons en fait présenté cette semaine, Luc, n'est plus que finalement un patrimoine. Mais ça dépend, regardez, des signateurs, il y en a encore, mais des Mazzero, il n'y en a plus, hein, non? E poi anche un altro signatore, c'è di nuovo fatto che si parla di pratiche medico-magico-religiose. C'era un catalogo di preghiere, di pregantoli, per arrestare il sangue, per i nervi storti, per il fuoco di Sant'Antonio, le zonà, per i colpi di sole, eccetera, eccetera. Tutto ciò che la medicina ha potuto soluzionare è sparito o in traccia di sparire. La gente va quando si tardano, non vanno mica avere un segnalore per parare il sangue, si comprano una medicina, si passano qualcosa, si mettono un panzamento. Invece che l'occhio che solamente in un terreno magico, qui dove la medicina, la scienza non ci interviene mica,
continuiamo a mantenere un po', anche pure in desideri Oui, da mais là, che le Mazzero, c'est justement. Alors, le Mazzero, lui, pourquoi il a disparu? On n'en a plus. Pourtant, c'est encore magique. Parce que probablement que maintenant, les explications de la mort, elles sont aussi très rationnelles. Hein, je veux dire, Avant, je me souviens, moi, quand j'étais jeune, il y en avait dans le village. On disait, elle, fais attention, si elle rêve de toi, c'est dangereux. Hein, quand même, hein. No, ma qui di no c'è una variabilità, perché c'è i luoghi in cui i cose sono spariti più presto da altri. E io mi rammento di gente che si dicevano che danno c'haiano, di mazzeri, ai tempo no. Bon, dopo c'è di no una razionalizzazione di morte che faccia che, i malati, la gente, ne si sente parlare, non solamente di isoi, tutti i people che hanno avuto cancro, che hanno avuto piccola, la morte è presente. Paradossalmente è meno presente al quotidiano, perché nei paesi quando c'era un morto, anche se non era mica una famiglia, la gente era a vizi, si sapeva, si andava a visita, si facevano un po' di cose così, faceva che quando succedeva in casa la gente era un po' più approntati, i più deboli, i giovani o la gente un po' sensibile. Avanti quando succede qualcosa un po' grave, si piatta, è presente, è razionalizzata, ma si piatta a morte, non se ne parla mica. È un fenomeno un po' curioso, che fa che parecchie volte vi trovate quei celluli psicologici quando muore qualche sia, perché a morte è qualcosa che succede così. Allora si sa, scientificamente a morte non è più un coso magico che vi va l'ananto spino, è una malattia perché è troppo fumato, è un accidente di strada, ma non se ne parla più, si tiene piatto, non è più... Io dico che a morte non fa più parte della vita, è una frase un po' curiosa, ma... Ce personnage est psychopompe, c'est vraiment... Est-ce que ce ne serait pas un petit peu l'incarnation de notre inconscient collectif à tous ici en Corse? Ben, ma foi, ça pourrait se dire ainsi, oui. C'est visiblement le vestige d'une religion, on va dire, anté-chrétienne ou païenne, quelque chose qui ressemblerait à un fatum, à une sorte de religion fataliste, puisque le Mazzero ne maîtrise pas son rêve. Il n'est que le vecteur d'une pensée supérieure ou de force qu'il ne contrôle pas. E soprattutto il Mazzero era sempre inteso lì che era mal battezzato. Dunque, vuol dire, credo che era escluso dalla religione cristiana, che è stato mantenuto fuori, perché la religione cristiana ha funzionato con nozioni di bene, di male, un po' manicheane, anche se non vuole mica troppo essere manicheana la religione cristiana, visto ciò che l'ha fatta l'eretiche, ma credo che Tombaio non poteva mica essere cristianizzato. Invece che credo che Curaia, il segnatore, che è pagano di nuovo all'origine, è stato cristianizzato perché questo faceva bene, con i segni di croce, con i nomi di santo altro, la zona pregantoli, questo sì, positivo, ha integrato il corpo cristiano e la religione. Un Mazzeri, che era probabilmente un personaggio della stessa religione, o tipo che tomba, un mal battezzato, non integremo mica. Se lo faccio così è che è mal battezzato, con un amico integrato a buona religione, finalmente. Une petite pause. Oui, une petite Diane. pause, Il va très bien. falloir qu'on ait le jeu. D'accord, Parce que nous avons avec un gagnant, plaisir. figurez-vous, tout de suite. Alors oui, nous avons un gagnant, il s'agit de Marie-Paul. Bonjour, une gagnante. Buongiorno. Come andiamo? Ça va, ça va. Din due chiamate? Din due... Da? Da Sartè. Da Sartè, sì, una vicina di Ujo Professore, c'è la Vous Franca. le connaissez d'ailleurs? No, non lo conosco mica, no. Bon. Non ho mica sto piacere. E un è manco. Uguniscide forse un mazzerisimo o Marie-Paul. Ah, me ne hanno parlato quando era minore, mi faccio un poco paura. Bon. Non andare a paura di sortare. E poi Da cucina. Sartè è appena, c'è una città magica, con Azopedra, Osograni. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs avec Olympe, qui est allé du côté de Grosse, etc. C'est vraiment un C'è lieu... un rugione assai magico, comunque non voglio mica dire che a Castagni c'è un nemico un rugione magico, ma a Pedra, l'Alta Rocca... Il mio animale parlante a me, dico che sono magici, ma... Bon. Os artinesi in più c'è di una fizione che ci sono stato liceano, c'è di una fizione per Sartè che... Assai altre- forte. La réponse, Marie-Paul, chi A sarebbe? Petrucciata di Santa Lucia d'Itala. Ecco, è una buonissima risposta, c'è, è vera? Ie, Bon, a Petrucciata. benissimo, è così. Allora, vema bagia forte, Marie-Paul. Ah, se n'è andato. Ah, Oui, à Sempre bientôt. lui. A bientôt. On vous Vous envoie aurez vos votre livre. cadeaux. Voilà, on vous envoie votre Continuation, livre. c'est très bon. Ciao, ciao, Et on vous merci. remercie infiniment, Tchétché. Merci. Merci, So io che vi Merci, ringrazio. à une prochaine. Il Diane, on se restera retrouve demain. quelques secrets Demain, l'épisode sur- 4. Oui, il restera quelques secrets sur le mazzerisme, mais bon, on les percera une autre fois. À Merci bientôt. infiniment. Allez, à demain à vous. Au revoir. Bon demain. endroit, même heure. Hein. À demain.